Salve, sono Riccio Luigi, una prima nazionale, ho un Eurofide di 1921 punti ad oggi, 2 marzo 2015. Lascio la mia email per chiunque voglia effettuare correzioni a questo video, per darmi nuovi suggerimenti, nuove idee, ciò che volete potete scrivermi. La mia email è vivagiscacchi@virgilio.it. Allora analizzeremo la partita Blackburn-Nimzowitsch giocata al torneo di San Pietroburgo del 1914. Parliamo del torneo preliminare, turno 8, il 2 maggio 1914. Allora, Blackburn gioca con i bianchi e apre E3. Questa mossa, all'apparenza stravagante, viene generalmente adoperata per rientrare in una partita inglese, in quanto il nero alla seconda mossa non può evitare, alla seconda mossa del bianco, di giocare C4. Nimzowitsch gioca una mossa stravagante D6, naturalmente non è perdente, però diciamo D5 forse sarebbe stata più opportuna. Dopo D6 Blackburn non decide di rientrare nell'inglese che si sarebbe avuta con C4, ma gioca quella che secondo il mio database è già una novità teorica, cioè F4, rientrando in un'apertura bird. Il mio database dà come seconda mossa solo D4, giocata nella Marokzi Alape, dal Memorial College, nel 1899, che vide prevalere Marokzi. Dopo F4, Nimzowitsch gioca E5, reagisce subito al centro. Tartakover propose G6, perché? Perché siccome il bianco sarà costretto quasi certamente a sviluppare l'alfiere C1 sulla grande diagonale scura, perché chiaramente ha i pedoni in D2, in E3 e in F4 che ostacolano l'alfiere C1, e chiaramente Tartakover propone a Nimzowitsch di spingere in G6 per mettere lui a sua volta l'alfiere in G7 appunto a ostacolare lo sviluppo dell'alfiere camposcuro del bianco. Fatto sta che Nimzowitsch giocò E5. Blackburn decide di cambiare. A questo punto chiaramente Blackburn ha a disposizione la colonna F per un possibile attacco, Nimzowitsch invece ha a disposizione la colonna D. Qui Blackburn gioca cavallo C3, diciamo una sana mossa di sviluppo che in realtà è volta a spingere in E4. E4 immediata sarebbe stato un gravissimo errore per donna H4 e praticamente si può dire che la partita è già finita, cioè nel senso che Nimzowitsch guadagnerebbe gratis un pedone senza problemi e senza che Blackburn ne ricevesse compenso. Cavallo F3 sarebbe stata inferiore perché dopo alfiere G4 Nimzowitsch avrebbe risolto gran parte dei suoi problemi d'apertura. Dopo cavallo C3 Nimzowitsch gioca alfiere D6, ma qui forse era anche più forte F5, poi magari poteva seguire E4. Su alfiere D6 Blackburn conquista diciamo spazio al centro spingendo il pedone 3 in E4 e acceca almeno per il momento l'alfiere D6. D4 sarebbe stato un errore per D4, diciamo a questo punto la migliore sarebbe stata donna per D4, ma dopo cavallo F6 diciamo il nero avrebbe già chiaro vantaggio perché il pedone 3 è debole, isolato e facilmente attaccabile dai pezzi neri, ad esempio da una torre, dopo aver arroccato dalla torre in E8. Se invece dopo per D4 seguiva E per D4, allora praticamente dopo donna H4 è già game over, qua il bianco praticamente ha già perso. Se G3 segue la semplice alfiere per G3 non si può catturare l'alfiere perché cadrebbe la torre H1. Stesso discorso per quanto riguarda cavallo F3 rispetto a prima. Alfiere G4 Nimzowitsch avrebbe risolto gran parte dei suoi problemi d'apertura. Quindi Blackburn gioca E4, Nimzowitsch risponde con alfiere 6, una sana mossa di sviluppo, cavallo F3, F6, D3. Blackburn qui si oscura momentaneamente l'alfiere F1 aprendo la strada alla C1, forse la più precisa D4, a cui sarebbe seguito cavallo D7, D5 e alfiere F7. Questa è un'analisi di Tartakover. Invece una mia diciamo, analisi poteva essere che qui per evitare di oscurarsi l'alfiere F1 Blackburn poteva giocare alfiere B5. Dopo C6, chiaramente io propongo C6 perché se il nero para di pezzo viene giustificata totalmente alfiere B5, ad esempio se il nero ritorna indietro alfiere D7 si cambiano gli alfieri campo chiaro e dopo D3 il bianco avrebbe i pedoni centrali su casa bianca, non avendo l'alfiere campo chiaro, quindi starebbe molto molto bene. Su C6 alfiere A4 e poi alfiere B3, appunto contestando
la diagonale A2 G8 all'alfiere nero e dopo il cambio praticamente credo sia inevitabile, comunque il nero ha indebolito le case bianche intorno alla sua ala di re. Fatto sta che Blackburn decise di giocare D3, a cui seguì cavallo E7. Purtroppo il Nimzowitsch non può giocare alfiere C5, dove l'alfiere chiaramente starebbe molto bene sulla diagonale G1 A7. Perché? Perché Blackburn dopo cavallo E4 o cambia l'alfiere camposcuro del nero e ciò è vantaggioso per il bianco, oppure l'alfiere si deve tirare e non può rimanere su quella diagonale. Dopo cavallo 7, la diagonale la prende Blackburn, alfiere 3 e Nimzowitsch comincia a spingere al centro C5 per conquistare totalmente la casa D4, anche cavallo D7 non era male come mossa. Dopo C5, donna D2, cavallo BC6, alfiere 2, cavallo D4. Ecco che Nimzowitsch conquista la casa D4, anche se per il momento questo è un fatto fine a se stesso. A Rocco, ecco che Blackburn capisce che questo cavallo di 4 deve essere tolto e quindi per toglierlo vuole spingere in C3, ma prima naturalmente deve togliere il cavallo C3. Quindi Blackburn vuole spingere in C3 e quindi deve togliere questo cavallo e quindi gioca cavallo D1. Qui Nimzowitsch commette una piccola imprecisione, gioca cavallo e C6 per supportare il cavallo D4, ma era meglio giocare cavallo G6 per portare appunto questo cavallo sull'ala di rita dove può andare sia in difesa di un eventuale attacco di Blackburn oppure saltare ad esempio sulla casa F4 per qualche schema di attacco, cioè in G6 il cavallo ha prospettive sia in attacco che in difesa, invece in C6 non fa nulla. Dopo C3 cavallo per E2, quindi Nimzowitsch adesso praticamente ha dovuto eliminare un pezzo del bianco molto passivo, donna per E2, visto perché non è potuto tornare in C6, donna per E2, qui Nimzowitsch commette un'altra imprecisione, torre 8, che non si capisce a cosa serve. Lui chiamava queste mosse misteriose di torre, però mentre le sue mosse misteriose erano in alcuni casi anche mosse ottime, qui sinceramente non si capisce il senso. Forse era meglio donna C7 seguita da torre A in D8. Dopo torre 8, Blackburn inizia l'attacco sull'ardine cavallo H4 mirando alla casa F5. Nimzowitsch ritira l'alfiere, cavallo F5, re H8. Qui era forse opportuno giocare alfiere per F5 prima che sia troppo tardi, e infatti dopo re H8 ecco che Blackburn gioca G4 per la serie all'attacco. Qui Nimzowitsch gioca donna D7 mettendo in comunicazione le torri e portando la donna a difesa della settima traversa. Qui già alfiere per F5 ora è molto più dubbio, perché dopo G per F5 il bianco avrebbe un buon attacco, o quantomeno avrebbe le prospettive di un buon attacco. Dopo donna D7, Blackburn decide di migliorare la posizione del suo pezzo peggiore, che in genere è una buona norma strategica, chiaramente portandolo sul lato di D, anche perché in questo caso era l'unica casa da dove vuole imbastire l'attacco. G5 era prematuro, perché sarebbe seguito G6, cavallo C3, F5. Questa è un'analisi di Tartakover. Dopo cavallo F2, Nimzowitsch capisce che Blackburn vuole attaccare sull'ala di re e quindi lui si adopera per attaccare sull'ala di donna e inizia con A5, a cui Blackburn gioca A3 e qui Nimzowitsch continua col suo piano coerente B5, ma qui forse la più forte è un'idea di Lasker, alfiere B3, proprio per bloccare il lato di donna del bianco e controllare al contempo anche la casa D1, da dove appunto non ci poteva andare una torre bianca. Tartakover qui prosegue l'analisi con G5, se C4 seguiva cavallo D4, alfiere per D4, C per D4 e in questo caso la coppia dei cavalli del bianco non è inferiore alla coppia degli alfieri del nero perché la posizione è chiusa. Oppure G5, F per G, alfiere per G5, ma ecco che qui Nimzowitsch avrebbe potuto aprire la posizione con C4 e sarebbero stati dolori per Blackburn. Dopo D per C4, donna E6, cavallo E3, donna G6, donna G4, alfiere C5 e qui chiaramente la coppia degli alfieri del nero è nettamente superiore e quindi qui avrebbe avuto netto vantaggio Nimzowitsch. Fatto sta che lui
gioca a B5, torre a D1, ora la casa D1 è libera, diciamo, perché non è controllata da nessun pezzo nero. Qui si poteva direttamente spingere B4, Ninzovic tergiversa, gioca torre a B8, torre D2, B4, A per B, A per B. Chiaramente su C per B4 sarebbe seguito D4 con una reazione centrale, che è una tipica strategia degli scacchi, è un attacco laterale, quando si deve reagire al centro. Quindi dopo aver B4, A per B4, C4, qui Blackburn chiaramente immagino sia stata una decisione, non dico sofferta, ma pensata, perché chiaramente Blackburn non ha nessuna intenzione di concedere a Nimzovic la colonna B, e così si decide di chiudere questa colonna anche a costo della creazione di una casa debole in D4. Qui Nimzovic sbaglia, gioca torre a 8 occupando la colonna aperta, che sì, in genere è una buona strategia, ma in questo caso la torre su quella colonna aperta non servirà assolutamente a nulla, e vedremo a breve che Nimzovic addirittura perderà un altro tempo per entrare in settima, cosa che non servirà a nulla. Qui era più forte giocare G6, cavallo G3, cavallo D4, alfiere per D4, perché su donna D1 sarebbe seguita torre a 8, quindi alfiere per D4, C per D4, era una variante migliore, oppure ancora cavallo D4, alfiere per D4, C per D4, donna F3, G6, cavallo G3, donna E7, cavallo D1, alfiere H6, ecco che l'alfiere adesso diventa molto forte, torre G2, alfiere G5. Questa variante sarebbe stata certamente molto migliore per Nimzovic. Dopo donna F3, ecco, gioca una mossa coerente ma errata, entra in settima, qui sarebbe stato più forte sia cavallo D4 che direttamente G6, e dopo torre A2 chiaramente Blackburn se lo fa due volte per iniziare il vero e proprio attacco sulla D3, spinge in G5 e qui Nimzovic gioca G6, ma ora è tardi perché chiaramente questa era stata prevista da Blackburn, forse era un po' migliore alfiere per F5, però comunque avrebbe mantenuto l'attacco Blackburn. Dopo G6 cavallo G4, praticamente sacrifica il cavallo F5. Ora Nimzovic accetta il dono G per F5. Se su F per G5 sarebbe seguito alfiere per G5, G per F5, cavallo F6, donna F7, chiaramente non cavallo D4 per la forte donna H5, quindi donna F7, cavallo per E8, donna per E8, alfiere F6 scacco con chiaro vantaggio del bianco. Dopo G per F5, cavallo per F6, a questo punto Nimzovic commette un altro errore, diciamo, di natura tattica. Gioca cavallo D4, qui forse è un po' più forte F per E4, donna per E4. Dopo cavallo D4, chiaramente Nimzovic, Blackburn non accetta il cambio delle donne perché verrebbe svanito tutto il suo attacco, ma gioca una mossa debole, la dubbia donna F2. Qui era molto più forte donna H5, con praticamente varianti vincenti ovunque. Se donna F7 poteva seguire sia donna per F7 e stava meglio, oppure anche la più forte G6, donna per G6, donna per G6, H per G6, cavallo E8 con netto vantaggio del bianco. Naturalmente, ripeto, cambiare le donne era un errore perché dopo cavallo per D7 sarebbe seguito cavallo F3 scacco, torre per F3, alfiere per F7 e per F5, e qui chiaramente con un pezzo in più Nimzovic avrebbe vinto. Dopo donna F2 Nimzovic gioca donna C6 e qui Blackburn inizia una serie di cambi che lo condurranno con un vantaggio molto chiaro. Cavallo per E8, donna per E8, alfiere per D4, E per D4 e per F5. Qui adesso deve ritirare l'alfiere Nimzovic, alfiere D7. Ora è vero che il nero ha due alfieri per la torre, che in genere diciamo è un netto vantaggio, però Blackburn ha il pilone F passato e ha, diciamo, una migliore disposizione dei pezzi. Infatti, adesso gioca torre 1 conquistando la colonna E, che naturalmente è molto più importante della colonna A conquistata da Nimzovic, che non gli è servita assolutamente a nulla. Infatti, diciamo, la torre è in solitaria, in A2, che è lì inutile. Chiaramente adesso Nimzovic deve spostare la donna F7, Blackburn porta la donna in attacco, torre A8, ecco,
Qui Nimzowitsch si rende conto fondamentalmente di due cose. Uno è che ha speso 2 mosse inutili per arrivare con la torre in A2 e poi che il pedone F5 adesso è tabù perché su donna per F5 sarebbe seguito torre F1, su alfiere per F5 sarebbe seguito torre F2 e in entrambi i casi Blackburn avrebbe avuto un chiaro vantaggio. Dopo torre A8, torre F2, alfiere C6, donna G4, torre 8. Ecco, Nimzowitsch adesso ha speso altre 2 mosse per cambiare la forte torre in E1 del bianco. Blackburn cambia e si riprende la colonna con torre E2. Donna D7 e qui già si vede la forza, diciamo, dell'attacco di Blackburn. Gioca torre 6 praticamente entrando nel campo avversario e riservandosi la possibilità di spingere in F6, cosa che chiaramente adesso non si poteva fare perché la donna bianca è inchiodata. Torre invece adesso può spingere perché la donna protegge la torre. Alfiere A8, qui probabilmente Nimzowitsch gioca questa mossa con la speranza di portare la donna in B7 o in alcune varianti magari in C6 per poter dare qualche scacco matto o al massimo scacco perpetuo al re bianco, ma chiaramente questa possibilità non è fattibile come dimostrerà a breve Blackburn. Appunto Blackburn inizia a spingere i pedoni G6. Qui tutte le mosse praticamente sono perdenti. Allora vediamo innanzitutto in partita Nimzowitsch giocò H per G6, ma su donna B7 sarebbe seguito donna E4 con netto vantaggio di Blackburn, su donna 7 sarebbe seguito torre 8, donna 1 scacco, re F2, donna per B2, donna E2 con netto vantaggio di Blackburn, su donna 4 sarebbe seguito semplicemente G per H7 minacciando matto in G8. Dopo H per G6 Blackburn gioca torre per G6, qui è evidente che l'attacco del bianco prestissimo raccoglierà i suoi frutti, mentre Nimzowitsch ad ovest sull'ala di donna ha fatto semplicemente un buco nell'acqua. Ora Blackburn minaccia scacco matto in 2 mosse, con torre G8 e donna G6. Nimzowitsch para con donna H7, altre mosse erano perdenti lo stesso. Alfiere G7 sarebbe seguita la variante forzata e vincente donna H4 scacco, re G8, F6 e si guadagna l'alfiere. Su donna F7 sarebbe seguito donna H4 scacco, donna H7, donna F6 scacco, alfiere G7, donna D8, donna G8, poi cambio delle donne e ancora spinta in F6 che guadagna l'alfiere. Dopo donna H7, Blackburn gioca donna G3 con l'idea di donna E5 scacco, alfiere G7, donna B8, donna G8, donna per G8, re per G8, F6, insomma la stessa idea che abbiamo visto nelle varianti della nota precedente. Dopo donna G3, Nimzowitsch gioca donna H5, minacciando il perpetuo con donna D1, scacco, ecco ma Blackburn gioca una mossa fortissima che costringe Nimzowitsch all'abbandono. Torre G4. Questa mossa chiaramente minaccia subito torre H4, guadagnando la donna e Nimzowitsch non ha nulla di meglio che abbandonare. Questa partita io perché ho deciso di commentarla? Ho deciso perché questa partita, a parte i 2 premi di bellezza vinti rispettivamente da Capablanca e da Tarrasch, questa partita fu insignita di un terzo premio di bellezza non previsto inizialmente dal programma del torneo di San Pietroburgo, chiaramente vinto da Blackburn, che vinse questa partita. Siccome la partita comunque è anche moderatamente interessante, ho deciso di proporla. Ora diciamo, la bellezza di questo tratto sta anche nel fatto che se avesse giocato torre G8, scacco, re H7, forse la variante che sperava Nimzowitsch, torre per F8, praticamente Nimzowitsch si sarebbe salvato con uno scacco perpetuo, donna D1, e qui non c'è niente da fare. Su re F2, donna D2 scacco ed è perpetuo. Ad esempio re G1, donna D1, oppure re F1, donna D1, ancora una volta re F2, oppure donna E1, donna F3, e qui chiaramente bisogna stare molto attenti. Su re G1 addirittura prenderebbe matto Blackburn, ma dopo donna F2 seguirebbe ancora donna D1, perpetuo.
Chiaramente si è guardato bene da questa variante Blackburn giocando la fortissima torre G4. Qui se diciamo Ninzovic avesse difeso la casa H4 con alfiere 7, Blackburn vinceva immediatamente con donna E5 scacco. Game over. Chiaramente re H7 prende matto con donna G7. Chiaramente altre mosse non ce ne sono, tranne vabbè alfiere F6, donna per F6, H7, donna G7. Quindi insomma una bella partita da parte di Blackburn, un bel attacco. Ninzovic ha commesso delle imprecisioni ed è stato punito per questo. Diciamo fu un torneo molto sfortunato per Ninzovic perché perse la partita col Tarrasch che ricevette il secondo premio di bellezza, fu eliminato nel torneo preliminare, insomma un torneo che Ninzovic certamente non si aspettava essere così deludente prima di cominciare il primo turno, nonostante il lotto dei partecipanti fosse di alta elite. Bene, sperando che questa partita vi sia piaciuta e che i miei commenti siano stati gradevoli, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.